Dopo la pausa estiva si è riunito questo pomeriggio il Consiglio Comunale di Nuoro. Tra i punti all'ordine del giorno un'interrogazione sulla situazione del belvedere di Viale Ciusa, ultimato da tempo ma non ancora collaudato. Un'interrogazione presentata dal capogruppo del PDL Pierluigi Saiu, ma la discussione è stata rinviata. Un fatto che ha suscitato la reazione dell'esponente del PDL che in una nota rileva come la nuova stagione politica cittadina sia iniziata nel peggiore dei modi. 2 assenze, un rinvio e una maggioranza in fuga, scrive Saiu. Le assenze sono quelle dell'assessore ai lavori pubblici e del sindaco di Nuoro. Nessuno dei due, sottolinea l'esponente dell'opposizione, era infatti presente alla discussione dell'interrogazione sul belvedere. E così l'interrogazione è stata rinviata al prossimo Consiglio Comunale. Saiu ricorda che la struttura è stata terminata nel marzo del 2011, ma a distanza di 30 mesi sono ancora presenti i cartelli di lavori in corso. Saltata la possibilità di ottenere risposte dalla Giunta, Saiu sottolinea di aver presentato un ordine del giorno urgente per la discussione in aula del problema del belvedere, ma questo è stato dichiarato inammissibile dalla maggioranza che, accusa Saiu, ha deciso di sospendere i lavori del Consiglio, ritirando anche l'altro punto all'ordine del giorno. Un Consiglio troppo breve e una maggioranza fragile, conclude Saiu, e così la prima assemblea comunale dopo l'estate ci regala un'aula vuota dopo neanche 2 ore di seduta e una maggioranza in fuga dalle sue responsabilità.